della Certosa è destinata ad ospitare un parco urbano e l'obiettivo è in qualche modo superare l'abbandono della fabbrica militare che ha smesso di lavorare nel 1960 e coronare appunto il progetto dell'amministrazione comunale di realizzare il parco urbano. I contenuti del parco sono di nuovo legati alla nautica da diporto, alla cantieristica, alle barche tradizionali, ma anche alla valorizzazione della terra, e per questo la collaborazione con la famiglia Bisol viene dalla volontà di piantare oltre 4 ettari di vigneto per dare un altro contenuto al parco. Ci troviamo con Gianluca Bisol, presidente di Terre di Venezia e direttore generale di Bisolo, un'azienda e prima di tutto una famiglia storica del Prosecco. Gianluca Bisol per primo ha voluto fortemente il recupero di questa vigna antica e ha piantato Dorona, questo antico vitigno veneziano che ha centinaia di anni e che stava per estinguersi. Sì, è stata una passione, è nata proprio come passione e poi ci siamo sentiti investiti di questa missione, dalla passione alla missione di recuperare un pezzo di storia veneziana, la storia agricola veneziana che è stata proprio dimenticata, ma non in senso negativo, è stata proprio messa in secondo piano rispetto al turismo che è stato il volano economico degli ultimi anni. Noi vogliamo riaccendere i riflettori sulla parte agricola di Venezia e siamo certi che questo progetto possa dare ai veneziani un'opportunità nuova, quella di recuperare queste tradizioni agricole che danno dei prodotti davvero unici, perché qui per il microclima, per il fatto di essere nelle isole, quindi si limita la propagazione dei parassiti, si può fare davvero un'agricoltura sostenibile dal punto di vista ambientale e che ha un gusto, che dà un gusto al prodotto che ne deriva davvero unico e irripetibile. Quindi con questo grande vino bianco che verrà pronto per essere degustato nel gennaio 2012, siamo certi di aprire un nuovo capitolo per l'agricoltura veneziana. Lei ha appena parlato dell'importanza di una sinergia positiva fra pubblico e privato. Sì, ormai è una strada obbligata, quella di contemperare l'interesse pubblico per il recupero di aree di straordinario pregio paesaggistico, ambientale oppure artistico, monumentale, con anche un interesse privato. Questo è un esempio eclatante di questa possibilità, che per noi, per la Laguna di Venezia, per la città di Venezia è fondamentale, che abbiamo cercato di seguire in tutti i nostri progetti in questi anni. La Laguna di Venezia è un luogo straordinario, di una bellezza incomparabile e a differenza di quello che si crede molto ben servito.
perché anche in quest'isola ci sono vaporini che in continuità portano al centro di Venezia, portano a Murano, da cui in 5 minuti arriva all'aeroporto. All'aeroporto si è collegato con tutte le città europee di questo mondo e non solo, con voli diretti. La stazione di Venezia e la stazione di Mestre sono tra le grandi stazioni italiane, quindi la Laguna di Venezia è uno dei posti più serviti in Italia e in più, oltre a essere ben servito, godi di questi panorami, questi paesaggi, queste bellezze incomparabili. Come sarà la cucina di Venissa? La cucina di Venissa presenterà sostanzialmente i prodotti di Laguna, non solo di Laguna, comunque del territorio veneto, triveneto. Parlando anche della carta dei vini, anche lì appunto abbiamo selezionato 100 vini delle 3 Venezie, proprio dai vini rossi ai vini bianchi, tipici, che sono anche più rappresentano il territorio. E la cucina sarà proprio una fatta di prodotti selezionati, scelti, di grande qualità, di grande freschezza. Infatti non avremo una grande carta, però di grande cura, di grande scelta, per cui avremo un menù che cambia molto spesso, può essere anche proprio nel quotidiano. Qui sorgono infatti 6 camere, l'ostello appunto di Venissa, per riuscire a assaporare al meglio quella che è l'atmosfera di Mazzorbo, ed inoltre una sala eventi molto speciale, visto che da un lato guarda la laguna e dall'altra guarda il vigneto. In che modo Venissa ha coronato questo progetto e questo sogno? Ma credo che il risultato sia proprio quello legato al primo insediamento in tema di recupero dell'agricoltura in laguna e delle tradizioni vitivinicole della laguna, nella quale ha creduto la famiglia Bisol. L'obiettivo è anche quello di avere una serie di rifugi, come si può dire, dal mercato turistico di massa veneziano, per attirare un turismo di gran qualità. Rifugi che si raggiungono in barca, e questa è un po' la caratteristica appunto del legame terra e acqua che fa della laguna un posto unico. Venissa sarà certamente in relazione al ristorante dell'Isola della Certosa, sia per dare servizio alle escursioni lagunari dei diportisti, sia in realtà per una serie di eventi culturali, sportivi, enogastronomici legati appunto a quelle che sono le risorse di Venezia e della laguna, nell'interpretazione più pura e più sincera delle valenze della laguna stessa. Venissa quindi è il nome del progetto, della tenuta, del ristorante e di questo vino così prezioso. Com'è possibile fin d'ora già prenotare il vino? Intanto contattando la nostra azienda, quindi la Bisol oppure Venissa, entrambe hanno un loro sito internet, quindi www.bisol.it o www.venissa.it. Si può già cominciare a contattare l'azienda e assicurarsi di avere una piccola parte di questa produzione, che davvero è limitata, perché nel 2012 saranno pronte le prime 1600 bottiglie. Una produzione preziosa e un vino tutto da assaporare, in onore a quella che è la più antica delle culture, la cultura enogastronomica lagunare.